Benvenuti, oggi è sabato 2 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:25 e tramonta alle 17:01. La luna si leva alle 7:19 e cala alle 17:16. Oggi si celebra la commemorazione di tutti i defunti ed è anche il giorno di San Giusto. Il nome Giusto ha origine latina e significa conforme alla legge. Il 2 novembre ricorre la giornata internazionale per porre fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti. Il ruolo chiave dei giornalisti nell'informazione, nel racconto dettagliato di crimini e abusi di potere, li espone a intimidazioni e minacce e, in casi estremi, a torture e omicidi. Si tratta di violazioni particolarmente gravi dei diritti umani che rappresentano un attacco alla democrazia stessa ed è per questo motivo che uno degli obiettivi principali del Piano delle Nazioni Unite per la sicurezza è la creazione di un ambiente sicuro e libero per gli operatori del settore dell'informazione. Sono 67 le candeline per l'attrice barese Lunetta Savino. Per i fan delle fiction è Cettina, protagonista di Un medico in famiglia, per 6 stagioni. Al cinema la ricordiamo nei 2 film di Ferzan Özpetek, Saturno contro e Mine vaganti. Festeggia 47 anni l'attrice Gabriella Pession. Nata in Florida da genitori italiani, da piccola si è poi trasferita in Italia. Il suo debutto cinematografico è arrivato nel 1997 nel film di Leonardo Pieraccioni, Fuochi d'artificio, ma il vero successo lo conquista con le serie TV Orgoglio, Capri e Rossella. All'alba di domenica 2 novembre 1975, nei pressi dell'idroscalo di Ostia, viene ritrovato il corpo senza vita di Pierpaolo Pasolini. Un delitto efferato di cui si accusa subito un uomo fermato qualche ora prima, indicando un movente a sfondo sessuale. La dinamica dell'omicidio fa emergere però un'altra verità. Ad ammazzarlo sono state più persone e il movente non è quello ipotizzato. Tra archiviazioni e riaperture del caso resta un velo d'ombra sulla morte di un intellettuale considerato scomodo per i suoi tempi. Ma sapete che esistono delle leggi che vengono dette contraddittorie? Partiamo dalla base. Immaginiamo ad esempio di essere in una macchina in movimento. Le macchine che arrivano dalla direzione opposta alla nostra verranno percepite più veloci di quanto lo siano effettivamente. Questo semplice principio non è valido per la luce, che verrà rivelata sempre alla stessa velocità, indipendentemente dall'osservatore. Buon fine settimana ai 12. Oggi i transiti sono alquanto generosi, proprio perché il cielo disegna architettura e di luce decisamente vantaggiosa per alcune e un po' meno per altri. Vediamo insieme. Ariete, è decisamente interessante vedere come, se ben lontani dai vostri gradi, i pianeti tentano comunque di darvi degli assist molto vitali, e sono soprattutto i pianeti e le regioni marziane dello zodiaco che vi sospingono a un di più, a fare di più, a riprendere lo sport, a uscire, a divertirvi, a non tralasciare i particolari e soprattutto le occasioni carrieristiche. Toro, la giornata oggi è decisamente molto interessante. Mercurio sembra comunque esigere ancora da voi un'ulteriore prova di diplomazia, soprattutto in amore, dove comunque oggi dovrete saper mediare con le esigenze del partner. Gemelli, la giornata di oggi vede questa Venere ancora opposta al vostro Giove, ma il novilunio appena occorso vi fa comunque riflettere su quanto nelle quotidiane, nelle piccole cose, potete gioire della vostra realtà. Amore è una dialettica che va interpretata ogni giorno in una maniera diversa. Cambiate linguaggio, siete bravissimi in questo. Cancro, la vostra luna riviva
ha doppiato il sole e si prepara quindi per voi un nuovo percorso avvincente ed entusiasmante, soprattutto con un Marte così iperattivo e anche in opposizione con Plutone, deciso a tirare fuori tutto il meglio che potete in questo momento pieno di azione e anche di qualche piccola curiosità che verrete a sapere. Leone, giornata oggi molto interessante, visto che il cielo si corrobora della doppia energia di Sole e di Luna. La luce è sicuramente protagonista, il bellissimo trigono di Venere vi sospinge a vivere un weekend pieno di amore e passione. Vergine, la giornata di oggi ha un'esigenza comunicativa molto importante, molto forte, proprio perché oggi avrete dei chiarimenti molto importanti, tirerete fuori dei discorsi un po' troppo a lungo rimandati e in amore finalmente capirete che direzione sta prendendo la vostra vita sentimentale. Bilancia, giornata oggi a proposito di sentimenti molto congeniale per accettare un invito o per essere affascinanti come sempre. La bellezza oggi ha una dote un po' più particolare del solito perché diventa il vostro biglietto da visita e comunicativo. Oggi inaspettatamente potreste ritrovarvi a parlare d'affari davanti a un caffè così improvvisamente. Scorpione, giornata oggi molto intensa per voi proprio perché corroborati da questo novilunio godete ancora di tutti i benefici solari, lunari e anche mercuriali, quindi una ripresa psicofisica decisamente notevole. Gli astri adesso sono molto congeniali con voi e nonostante gli ultimi dispetti di Urano che rendono ancora la comunicazione un po' sospesa, si preparano grandi cose per voi, quindi siate positivi e sperate per il meglio. Sagittario, la bella Venere sta decisamente mandando in tilt tutti quanti proprio perché siete di nuovo esuberanti, positivi, fascinosi e pieni di richieste. Se Saturno ancora vi fa aspettare per concludere qualcosa, beh, non preoccupatevi, sta comunque per andare in porto un progetto molto importante, quindi questo weekend niente pensieri. Capricorno, a proposito di pensierosi e pensatori dello zodiaco, il novilunio vi ha sicuramente portato molto fortuna, anche se siete curiosissimi, come se qualcosa non vi convincesse, state tentando di chiarire, ma sembra un gioco divertente e come al solito scoprirete che avevate ragione nelle vostre intuizioni. Acquario, giornata oggi molto interessante proprio perché gli stimoli di Urano vi fanno correre un po'. Oggi non vorrete stare fermi un istante e l'esigenza di ottimizzare il tempo e gli affetti sarà fondamentale, quindi accelerate un po', del resto è la vostra specialità, riuscire a fare 1000 cose in un attimo. Pesci, giornata oggi molto importante, il novilunio ancora vi dà certezze, conferme e si connette direttamente al Saturno nei vostri gradi, quindi qualche bella notizia lavorativa arriverà sicuramente. Nettuno tra l'altro continua a farvi sognare e se rivedeste qualche familiare che non vedevate da tempo, buona domenica! Johnny Campbell, giovane studente di medicina all'Università del Minnesota, è entrato nella storia il 2 novembre del 1898 per aver dato vita al fenomeno del cheerleading, l'esibizione tra ginnastica e danza che precede gli incontri sportivi, oggi considerato uno sport a tutti gli effetti con gare specifiche. In inglese alcuni concetti si possono esprimere con poche semplici parole. È il caso di so far so good, che si utilizza in situazioni in cui è bene essere cauti prima di cantar vittoria. In italiano possiamo renderlo con fin qui tutto bene. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto del giorno è San Malachia.
Il suo nome è legato alle profezie sui papi, elaborate durante un viaggio a Roma nel 1139. Consistono in 111 brevi motti in latino che identificherebbero altrettanti pontefici. Ci sono molti dubbi sulla sua autenticità. Non mancano tuttavia sostenitori del mistero Malachia. Attenzione però, perché seguendo il testo profetico, l'attuale pontefice sarebbe il penultimo della lista. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se dentro di te conservi anche un solo sorriso, donalo alle persone che ami. E quindi quale occasione migliore per ricordarci di rivolgere sempre un sorriso alle persone che abbiamo al nostro fianco, al lavoro o a casa. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.